E allora per salottino si intende casa. Tu quando pensi a salottino hai l'idea di essere in famiglia. Sappiamo tutti che noi, tutti quanti, a chi piace questo mondo, questo dannato calcio, in questo momento non ci possiamo sentire a casa perché non abbiamo un campo, non abbiamo due porte, non abbiamo un pallone, ragazzi. Però Gol Sicilia ci prova a farvi sentire un po' di più a casa vostra con il nostro salottino. E ragazzi, questa è l'intenzione di Gol Sicilia, abbracciare tutti in questo nuovo format che va in diretta su Facebook. Ragazzi, oggi abbiamo degli ospiti speciali, si parlerà di Serie D perché avremo tanti protagonisti della Serie B di quest'oggi. Come vi anticipavo, avremo 3 ospiti delle protagoniste siciliane di questi anni. Ragazzi, per la competenza e la sua visione di giovani e non, abbiamo con noi il direttore Castorina. Ciao Ciao Vittorio, direttore, buonasera a tutti. Ciao ciao. come stai? Bene, tu come stai? Tutto a posto. Per quanto riguarda invece il carisma e la grinta, abbiamo chiamato direttamente da Palermo l'allenatore del Troina, mister Davide Boncore. Ciao Vittorio, ciao direttore, Ciao buongiorno a mister, tutti. ciao Davide. Ciao, ciao, buon Ciao pomeriggio a tutti. mister. E allora tra pochissimo, Ciao. appena risolve i problemi di linea, avremo anche il tecnico della CR Messina, Andrea Pensabene. Ragazzi, intanto possiamo cominciare tra di noi. Intanto comincio col direttore. Direttore, come stai passando questo periodo di quarantena? Diciamo che siamo a casa e cerchiamo di vedere qualche partita passata di C, qualcosa di D se riesco. Sono in contatto con i miei colleghi di corso da DS, ci scambiamo quelle piccole informazioni che abbiamo potuto raccogliere prima che si firmasse tutto, e quindi speriamo in una ripartenza, non sappiamo come e quando, però ci facciamo trovare più o meno preparati qualora si dovesse ripartire per la stagione successiva, come io suppongo. Chiaro. Mister, tu invece cosa fai? So che sei a Palermo, so che ti godi gli Sì, abbracci dei tuoi figli. sì, io abito a Villa Grazia di Carini, per fortuna c'è un po' di spazio giù a casa, quindi i bambini hanno un po' di svago giù, però sono riuscito a fare il corso di aggiornamento, ho finito una settimana fa, online, collegandomi, e basta, si aspetta sempre gli esiti che siano positivi di questo che stiamo vivendo, però speriamo che finisce il prima possibile tutto questo. Mister, secondo te si ricomincia a giocare? No, secondo me non ci sono i presupposti, non ci sono, soprattutto in Serie D, non ci sono, ci dovrebbero essere tante vicissitudini per riprendere, e adesso non siamo pronti, secondo Qual è il rammarico più grande di non poter finire la stagione? Perché comunque eri lì col tuo Troina a me. ridosso dei playoff. Il mio desiderio più grande, io con i ragazzi, era quello di giocarci un playoff, questo. Le ultime partite dicevano che avevamo raggiunto la maturità per poterlo affrontare, quindi come secondo anno a Troina, per un'interruzione non dovuta al fattore campo, ma mi dispiace tantissimo non affrontare un playoff. Mm. Intanto vi ricordo che ci sono in diretta tutti i nostri visitatori, salutano il direttore Castorina. Direttore, ti salutano. Intanto ci sei, direttore? Certo, Eccolo, salutami, direttore, ti, salutami. ti saluta, ti Carissimo saluta amico, Salvo Sardo. carissimo Diciamo, amico. questo lo dico perché comunque ricordo a tutti che potete fare le domande che volete ai nostri ospiti, perché siamo in diretta su Facebook, fate le domande e noi le rigiriamo ai nostri ospiti. Direttore, intanto ringraziamo anche il nostro Luca in regia. Luca, ci mandi la classifica, la prima parte della classifica di Serie D, così commentiamo insieme al direttore Castorina il campionato di questo Troina. Vediamo se Luca ci manda la classifica. Intanto, direttore, cosa ne pensi del campionato dei rossoblù? No, io devo dire che è andato oltre le più rosee aspettative. Sinceramente, io inizio stagione, quando mi dicevano del Troina, lo davo tra le squadre che avrebbero lottato per la salvezza. Poi invece il lavoro di Davide in assoluto sta pagando, perché comunque
in queste categorie l'allenatore ha un'incidenza importante. Più si sale di categoria, meno l'allenatore incide sui giocatori, perché hanno già di loro e un bagaglio tecnico e bagagli tattici ben definiti. Ma in queste categorie il lavoro del tecnico si vede di gran lunga, e poi diciamo francamente che per 2 anni di fila il Troina sotto la cura Boncore continua a fare benissimo, quindi al di là, cambiando, stravolgendo oltretutto tutto l'organico. Non sono frasi fatte, io sono molto, molto schietto, chi mi conosce lo sa, al di là del fatto poi che con Davide ci conosciamo perché siamo stati anche compagni di squadra, però i numeri dicono che per 2 anni di fila, con 2 formazioni totalmente diverse, forse questa di quest'anno un po' meno forte di quella dell'anno scorso, sta facendo benissimo, e quindi capisco il suo rammarico per non poter completare una stagione che avrebbe dato visibilità ai suoi giocatori, avrebbe reso importante il completamente della stagione e visibilità anche a lui, che i numeri dicono che sta facendo un gran lavoro. Intanto, non so se vedete la classifica anche voi, Ciltroina a 46, praticamente a pari punti con l'FC Messina, che ha un grande progetto e un grande squadrone, a un punto dal terzo posto del Giuliano, cioè levando Palermo e Savoia, Mister Boncore eravate lì insieme a tutti, con una banda di giovani e in una situazione comunque di un paesino come quello di Troina. Guarda, ti ripeto, è il secondo anno. Tutti mi prendevano per pazzo quando già l'anno scorso il direttore dell'arte con il presidente Ali mi avevano chiamato per venire a Troina. Quest'anno mi ha richiamato l'avvocato Giuffrida, sempre con Ali. Ho accettato. Io accetto, mi metto in gioco, naturalmente, perché è una situazione dove mi sento forte del mio lavoro, mi sento forte, quindi se tu sei forte di questo, le spalle abbastanza coperte, e poi hai la fortuna di circondarti di uomini, nonostante la giovane età, per uomini io intendo gli uomini che rispecchiano me, il lavoro che non deve venire mai a mancare durante la settimana. Se non viene a mancare questo e sei forte del tuo lavoro, arrivi la domenica serenamente, credimi, non ha importanza, a me mi interessano le prestazioni, poi il risultato è una conseguenza, alla lunga paga, tutte cose, ma devi essere forte. Per dire forte devi avere l'umiltà e secondo me anche l'esperienza negli anni accumulati. Io ho avuto la fortuna di fare il secondo a Cosco, dove ti ripeto, ho avuto in passato 30 allenatori nella mia carriera, ma fare il secondo a Cosco per me è stata una crescita devastante. Come l'ho fatto a Bucchi, alla Torres, e ti dico che Bucchi aveva un pregio che molti oggi c'è molta presunzione. Si è bloccato il mister. Il mister? Ah, ok, non ti sentivo più, mister, continua pure. Sono stato pure accanto a Bucchi in Sardegna, dove io di Bucchi invidiavo tantissimo l'umiltà proprio nel rapportarsi con i giocatori, nella schiettezza. Invece quello che aveva Cosco non gli mancava nulla per stare in Serie A con tutti gli altri. Chiaro. E bisogna essere fortunati in questo. E ti dico che lui, per esempio, che Davide ha perso in infrasettimanale, perché io comunque il campionato, la C e la D la seguo tutta, essendo ai box quest'anno. Lui ha perso in infrasettimanale il recupero col Corigliano, dopo aver vinto, non mi ricordo con chi, la domenica prima, e quindi il Corigliano che era in pienissima zona retrocessione, quindi quei 46 punti sarebbero potuti essere 49. Dico, lui ha avuto qualche battuta d'arresto inaspettata, diversamente poteva essere pure terzo. Direttore, in questa partita di Corigliano, sai cos'è? Perché poi ti ripeto sempre l'esperienza, giusto? Erano 35 minuti da giocare, ok? Infatti. Ho sbagliato male io l'approccio di questa gara durante la settimana, perché sono stato molto impulsivo nel preparare la gara, nel volere assolutamente i punti, da portare a casa questo, perché ero spensierato con loro, con i ragazzi e tutto questo. E quindi un po' abbiamo peccato in questo, nella presunzione subito di andare a aggredire altri, fare cosa che noi non è la nostra indole, questo, capito? Per questo è venuto meno. Però l'uniche 2 partite che io c'ho molto rammarico
di quest'anno. Sono partita a Castrovillari, la partita all'FC Messina, dove non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, non ho nulla da rimproverare a squadre e ragazzi, dove ci sono stati altri fattori esterni e potevo fare ancora meglio di quello che ho fatto quest'anno. Chiaro, chiaro. Intanto ci saluta il direttore Martello e invece entrambi vi saluta Raffaele Gambuzza. Mister, tu lo vorresti Raffaele Gambuzza l'anno prossimo nella tua avventura del futuro? Io Raffa lo avevo l'anno scorso alla Palmese. Ad Acireale? No, alla Palmese. Prima io ho iniziato alla Palmese, poi sono andato a Messina, quindi l'avevo portato con me alla Palmese. È al di là del giocatore, del valore del giocatore, è un ragazzo che ha un carisma notevole, quindi è un trascinatore, è uno di quei giocatori che porterei sempre con me. Ormai per il vecchietto, dico qualche altro anno lo farà, però ormai le deve appendere, no? Ora, penso che sta ridendo, si sta toccando. È presto, lo vogliamo in Sicilia già l'anno prossimo. Comunque sì, Raffaele è sempre, la prima telefonata è sempre per lui, poi lui mi chiede sempre un sacco di soldi e quindi non facciamo nulla, però la prima volta è sempre per lui. Mister, lo porteresti l'anno prossimo in qualsiasi sia la tua destinazione? Sì, perché è un leader, è uno che ti dà una mano anche nello spogliatoio, in campo, è un leader, quindi chi non vorrebbe la Gambuzza in squadra? Intanto Raffaele nella immagine del profilo mi sembra che ci abbia la foto di una partita della Cireale. Salvo Sardo, direttore Castorina, ti chiede cosa ne pensi del campionato della Cireale fino ad ora. La Cireale sta facendo un grandissimo campionato. Purtroppo i punti di penalizzazione per le vertenze non pagate non stanno rendendo merito a ciò che sul campo hanno realmente fatto, oltre la sconfitta a tavolino per Cannino, per il giocatore che era squalificato dalla stagione precedente. Diciamo che è una grande squadra, costruita bene, benissimo. E sicuramente se avesse avuto la possibilità di inserire in organico qualche giocatore in più, probabilmente avrebbe lottato per il secondo posto, però loro hanno delle problematiche, per quello che mi dicono, da risolvere dal punto di vista economico, quindi hanno da sistemare un po' di conti di stagione pregresse, che non è la mia quando facevo il direttore, perché quelle le hanno già chiuse, e quindi immagino che da qui in avanti avranno un futuro roseo e secondo me potranno iniziare a pensare a qualcosa di più importante se riescono ad avere una società solida alle spalle. Direttore, di recente, non so se hai letto l'intervista che ho fatto personalmente a Mister Infantino, lui diceva che se la Cireale oggi è lì e comunque può lottare e può ambire anche a traguardi futuri importanti, è merito di quel gruppo di quell'anno lì che senza soldi la seconda parte di stagione avete tenuto, diciamo, il gruppo stretto, unito e non avete perso, diciamo, il titolo. Quello era un gruppo fatto di, come dice Davide, come ha detto Davide prima che i giocatori c'è bisogno di uomini. Noi quell'anno, dopo che scapparono tutti, dopo che mi fecero fare un organico di gran lunga superiore alle possibilità economiche che potevano permettersi chi era a capo della società, nel momento in cui si chiusero i trasferimenti, facemmo quadrato e decidemmo di andare avanti, e perché la piazza meritava rispetto, perché i tifosi da parte loro ci hanno sempre sostenuto e ci hanno aiutato, sono messi a disposizione in tutto e per tutto, e perché comunque siete professionisti e i ragazzi erano tenuti ad andare in campo perché erano contrattualizzati, ma se alla fine non avessimo tenuto botte, non avessimo fatto quadrato, probabilmente quella squadra non sarebbe arrivata alla fine del campionato. Cioè, ci sarebbero da raccontare degli episodi paradossali. Io e il mister davamo i soldi ai ragazzi per comprare da mangiare, per fare la spesa. Il mister prestava
prestava la macchina ai ragazzi che stavano in appartamento per permettere gli spostamenti. Cioè, ci sono delle cose che poi il calcio ti insegna che è meglio non raccontare, tenere per sé, o no, Davide? Certo, È meglio tenere per sé, che però alle spalle se poi ci ripensi ti ricordano quanto è forte la passione che hai e quanto probabilmente faresti per quelli che poi in certe situazioni particolari della stagione diventano come se fossero i tuoi figli, no? Perché era molto semplice abbandonare. A proposito di Acireale, dico, a proposito di Cereale, volevo chiedere al mister se lo convince, diciamo, questa associazione di azionariato popolare, ti convince come cosa e se è fattibile anche in altre piazze siciliane? Guarda, per la capienza che c'ha come pubblico, quello che si vede in tribuna, sugli spalti, che è sempre pieno là da Cireale come città, secondo me ci avrebbe le forze per poterla andare avanti. Anche perché i tifosi di Acireale sono abbastanza calorosi verso la propria squadra e quindi ci tengono tantissimo. Quindi secondo me è una cosa che si potrebbe fare anche in altre piazze dove magari avranno difficoltà in questo senso. Lo ripeto, una piazza, per esempio, una piazza che penso io molto, e il direttore Martello ne sa qualcosa, Gela, vederla in quelle condizioni fa un po' rattristire. Non è che non ci sono sia tante piazze che, diciamo, certo, abbiamo perso il calcio siciliano. Mi viene in mente Gela, mi viene in mente l'Igea Virtus, anche se adesso c'è un nuovo progetto lì a Barcellona Pozzo di Gotto. Mi viene in mente Noto, Siracusa stesso. Brutta, è proprio, ma la stiamo vivendo un po' tutti questa situazione, anche tra i professionisti, vedi il Trapani, il Catania, guarda, la Sicilia viaggia in brutte acque in questo senso. Anche perché dimmi, scusa Davide, scusa. No, speriamo di in qualche riforma che sia bella e positiva per il calcio. Anche perché, Vittorio, secondo me, più squadre tra i pro ci sono e più cresce la visibilità per tutto il movimento siciliano, per i giocatori, per gli allenatori, per i direttori. Se no, noi già logisticamente siamo lontani dal calcio che conta, perché purtroppo la Sicilia è lontana dal gota del calcio. Più non avendo tante squadre tra i pro, ci allontaniamo ancora di più ed abbiamo meno possibilità di essere visibili e di poter dare qualcosa di più a livello nazionale, perché ci sono tanti giocatori siciliani che meriterebbero i professionisti, ci sono tanti allenatori siciliani che ci possono stare nei pro tranquillamente, direttori probabilmente potrebbero fare di più, però se il movimento non viene sviluppato facciamo fatica tutti. Chiaro, interrompo un attimo perché vedo che c'è collegato Mister Pensa Bene. Allora, l'abbiamo cercato per la sua saggezza tattica e per la sua esperienza. Signore e signori, ecco a voi Mister Andrea Pensa Bene. Ciao Mister! Salve a tutti. Mi Come vedete stai, o no? Mister? Che problemino l'ho avuto di connessione? Non ti preoccupare. Bene, come si dice, il dolce si fa aspettare, Mister. No, guarda, aspettare, io non ho tanta dimestichezza con i social, il problema è questo. Vedo l'amico mio qua, Davide, che non lo vedo abbastanza rotondo, fatto in viso. Ciao, sei cresciuto? E poi vedo qua il direttore, se non erro, il direttore Castorina, dico bene. Sì, buonasera mister, come stai? Mi sentite o no? Sì, ti sentiamo benissimo, mister. Bene, tutto bene. Mister, stavo chiedendo anche agli altri, come stai trascorrendo questo momento di quarantena? Ma come tutti gli altri, suppongo, non abbiamo scelte. A casa, anzi, diciamo, c'è stata l'opportunità attraverso questa quarantena di stare con la famiglia e di magari ascoltare tanti amici che magari da tanto tempo non li sentivamo. E poi il quotidiano, ogni 2 o 3 giorni si scende per
per fare la spesa e poi si ritorna a casa, quindi ci stiamo godendo un po' veramente la famiglia, ecco. Chiaro, chiaro. Mister, stavamo parlando diciamo, di piazze che abbiamo perso nel calcio siciliano. Mi viene in mente, abbiamo parlato di Barcellona Pozzo di Gotto, abbiamo parlato di Noto. Intanto colgo l'occasione anche per salutare il direttore Nunzio Calogero del Marina di Ragusa, che ci segue sempre. E lui ci dice di Vittoria e Modica. Mister, tu che ne pensi di tutte queste piazze importanti che si sono perse nel calcio siciliano? Ma è normale che società che hanno fatto la storia del calcio siciliano, purtroppo si paga un pochettino la crisi che attraversa il paese. Tanti anni addietro c'era l'opportunità, c'erano aiuti dalla regione, dei comuni, e quindi si poteva fare calcio. Oggi si fa veramente fatica a fare calcio, investire. Possono investire le persone che hanno grande potenzialità. Altre società devono andare avanti tramite qualche sponsor, e quindi questo è un peccato, perché ci sono piazze importanti, città che attraversano momenti difficili, ma come poi tutte le altre. Noi vediamo il Palermo, l'esempio lampante, è andato via un personaggio come Zamparini, che vuol che si dice è stato criticato tantissimo, ma io penso che dobbiamo dirle solo grazie, perché è riuscito a portare il Palermo in Serie A, ci ha fatto vedere tante cose. L'epilogo finale non è stato carino, però ciò dimostra che oggi per fare calcio serve gente con proprietà, con grande potenzialità, se no devi vivacchiare e poi rischiare di finire, ecco. A proposito di Palermo, Questo comincia proprio da mister Pensabene. Secondo te, se il campionato non dovesse riprendere, a verdetti diciamo a tavolino, il Palermo si può sentire già in Serie C? Ma io, come ho detto ad altri vostri colleghi, cioè è normale che fare delle scelte in questo momento, qualsiasi cosa si faccia, si scontentano tante persone. È giusto che però le prime che hanno condotto il campionato in una certa maniera, è giusto che vengano premiate e raggiungono l'obiettivo, che Palermo ha fatto un super campionato, e quindi sarei per la classifica cristallizzata. E poi secondo me l'unico modo, l'unico aiuto che si potrebbe dare è non fare retrocessione, e nell'eventualità allargare le squadre, e quindi dare l'opportunità di premiare chi ha. Questa è una mia idea. Poi diciamo la patata bollente passa alla federazione, è loro che devono decidere. Chiaro. Direttore Cassolina, tu che ne pensi dei verdetti cristallizzati di questo Palermo che merita la C? Come il Palermo ci sono anche altre realtà, c'è la Turris e qualcun altro che meritano in assoluto la C. È giusto che queste piazze vengano premiate, perché il campo ha detto che sono state le migliori, le più fortunate, le più organizzate. I numeri dicono che il Palermo ha fatto meglio di tutti, quindi io credo che, ma anche in C, la Regina piuttosto che il Monza, è giusto che vengano promosse. E poi io ritengo che sia giusto bloccare le retrocessioni, perché comunque nella parte bassa della classifica ancora tutte si stavano giocando la possibilità della permanenza. Purtroppo questo è stato un evento straordinario, e come tale ritengo che debba essere gestiti dai vertici del calcio italiano, non permettendo comunque che chi ha fatto bene realmente venga promosso e riparta da una categoria superiore. Chiaro. A proposito di Palermo, a mister Boncore volevo far vedere un commento che è arrivato. Non so se lo leggi, mister. Ti scrivono che nella partita con il Palermo mister Boncore ha dato lezioni di calcio che non vedevo dai tempi di Sacchi del Milan. No, ricordiamo uno 0-0 con due rigori parati. Sì. Ma al di là di tutto è stata una bella gara, anche perché, ripeto, c'è stata molta umiltà da parte della mia squadra, perché sapevamo che avevamo incontro. Dall'altro lato, dove c'erano giocatori abbastanza con un tasso tecnico molto più elevato, però con tanta umiltà e con le nostre armi ce la siamo giocata.
in questo. Tu che ne pensi? Palermo si può ritenere già in Serie C? Guarda, io non so cosa sia giusto o sbagliato, io so solo il campo deve dare sempre dei verdetti, però l'unica cosa da attenzionare è che è giusto mettere tra i professionisti quelle squadre solide, tra queste una come il Palermo, anche il Savoia stesso. Se guardi anche gli altri gironi, per esempio il Foggia che ha un punto di distacco, ha la solidità pure per affrontare un campionato tra i professionisti. Quindi queste squadre anche con solidità alle spalle societarie, secondo me vanno premiate, al di là di tutto, perché è una situazione che stiamo vivendo brutto, soprattutto anche nel calcio. Questo. Mister Persabene, vediamo la classifica qua in sovraimpressione, che il nostro Luca ci mette qua in sovraimpressione, e c'è la CR Messina a 36 punti che è risalito. Ricordiamo che tu hai preso una squadra che era in piena zona retrocessione, comunque col tuo lavoro, con la tua umiltà, l'hai portata in una zona calma, in una zona franca di classifica. Ma il tempo è stato poco a disposizione per poter incidere nel credo di ogni allenatore. Ho avuto un mese dove ho avuto l'opportunità di fare 3 partite con 2 buone vittorie e una sconfitta. Però devo dirti la verità che ho trovato un bel gruppo con cultura del lavoro, un gruppo un po' sfiduciato, un seghettino per l'andamento del campionato che stavano facendo. Un pubblico cioè una squadra che si è ritrovata con l'assenza del proprio pubblico perché c'è la contestazione e quindi diciamo un pochettino abbiamo lavorato anche sotto l'aspetto mentale della squadra e della fiducia, e devo dirti che ho trovato un gruppo che ha seguito, ripeto, con cultura del lavoro, e già diciamo un pochettino si incominciava a intravedere qualcosa, perché purtroppo quando si subentra nelle squadre è tutta un'altra cosa, non è come iniziare all'inizio e puoi dare tutto il tuo lavoro. Però devo dirti che si stava incominciando già a delineare con l'ultima partita con un'indicata, diciamo già lì si incominciava a intravedere qualcosa, una partita importante, difficile contro un avversario tosto, dove eravamo andati in vantaggio e poi ci avevano ribaltato, però poi nella seconda parte siamo riusciti a cambiare marcia, a fare qualcosa in più. Diciamo, e tutto sommato siamo stati premiati dalla vittoria. E quindi poi c'è stato lo stop, e quindi non so che dirti, cosa sarebbe accaduto. Però diciamo c'era una linea guida della squadra e quindi questo mi lasciava ben sperare. Mister, dopo diversi anni in eccellenza, per te è stato un riaffacciarti alla Serie D, che è una categoria che comunque meriti, no? Ma guardate, non è tanto perché uno scende di categoria. Ci sono state tante motivazioni che ho dovuto fare una scelta di vita per problemi di famiglia, sono stato 2 anni per vari altri motivi di fare una scelta di rimanere a Palermo. Ma non è stata per una bocciatura, quando uno ha voglia di lavorare si può lavorare, quindi mi sono allontanato un po' dalle categorie che stavo facendo. E devo dire che poi, stando a Palermo, dovevo fare qualcosa, chi ama il campo, chi piace spiegare. Ho fatto anche 2 anni di docenza a Coverciano, che ho curato i corsi di aggiornamenti per la Sicilia, dove è stata una bella esperienza, interessante, importante, però nonostante questi 2 anni di eccellenza mi sono anche divertito, anche l'anno scorso a Paternò, anche l'anno prima a Scordia, abbiamo fatto 2 anni playoff, quindi la categoria non conta, l'importante è lo spirito che noi abbiamo da allenare e di portare il nostro pensiero sul calcio. C'è stata questa chiamata, devo dire la verità, inattesa, inaspettata, del direttore, e quindi l'ho accettata volentieri, quindi senza nessun tipo di problemi, figuriamoci, in una città importante come Messina, dove ci sono 2 grandi squadre, e quindi siamo ritornati un po' nella categoria, ma non è un problema di categoria, l'importante è lavorare dove c'è progetto e dove si può lavorare, perché sappiamo benissimo che tante squadre partono con tanti progetti, poi la scelta degli allenatori sapete benissimo come funziona, oggi non c'è più meritocrazia, ci sono allenatori bravi che non lavorano e stanno fermo perché hanno un prezzo, hanno un costo, e magari le società cambiano atteggiamento e si orientano su altri allenatori. Quindi questo un po', diciamo, anche il nostro campo di allenatori è un po' in crisi.
Intanto vedevo il direttore Castorina che sorrideva. Direttore, tu No, conosci bene? stavo sorridendo, ridevo perché stavo guardando la televisione. No, a me viene... Come, direttore, sei in diretta con noi e guardi la televisione, ti annoiamo così tanto. No, sto scherzando. No, però direttore, stavo dicendo che tu conosci bene la situazione, conosci bene, sei diciamo in confidenza con gli Sciotto. Quando hanno scelto Mister Pensabene, diciamo, hanno anche chiesto il tuo parere, ti sei sentito con la famiglia Sciotto? Diciamo che io ho sentito Paolo e ci siamo fatti una chiacchierata il lunedì dopo che dopo che si è dimesso Zeman e io ho detto Paolo ti posso dare un consiglio, poi dico io non mi assumo la paternità di scelte perché io sono comodamente a casa sul divano. Ho detto ti posso dare un consiglio, dice dimmi e tu prendi pensa bene. Allora mi sono fatto dare il numero di telefono da Vittorio Stranese e gliel'ho girato, poi non so chi l'ha chiamato il mister, però secondo me era la soluzione migliore in quel momento perché loro erano orientati, no, io ho un rapporto fraterno con Paolo Sciotto, quindi erano orientati su altri allenatori, allora io nel rapporto che ci lega e ho detto Paolo ascolta, secondo me devi prendere un terrone come noi, devi prendere uno che è siciliano, non prendere gente dall'altra parte del mondo, prendi gente che conosce la categoria, prendi gente siciliana, prendi gente che parla in dialetto, perché tu ti devi salvare. Poi avrà fatto mente locale lui con suo padre, con suo fratello, immagino, e hanno fatto questa scelta. Dico, io non mi assumo la Direttore, paternità però... per te che li conosci, che futuro vedi degli Sciotto a Messina? Continueranno, diciamo, il loro percorso anche il prossimo anno? Loro sono delle persone caparbie, spesso si fanno trascinare dal loro istinto. Un errore, se così si può chiamare, quest'anno è stato quello di non ripartire dal gruppo che l'anno scorso ha raggiunto la finale di Coppa Italia e la salvezza alla penultima giornata di campionato. Quindi quel gruppo formato da giocatori importanti e come dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tecnico, i vari Cocimano, Zappalà, Arcidiacono, poi ritornato, Traditi, Ferrante, quindi io sarei ripartito da quel gruppo, poi loro è giusto che cambiassero guida tecnica, che cambiassero direzione sportiva, che cambiassero il massaggiatore, il magazziniere, il segretario, è giusto che azzerassero tutto, però dovevano ripartire da quello zoccolo duro che già aveva un'identità di squadra, che già sapeva come soffiare il vento e sapevano come muoversi, e poi da lì aggiungere le pedine che avrebbero fatto al caso loro. Invece purtroppo quest'anno hanno dovuto fare 3 squadre, 4 allenatori, eccetera, eccetera. Io credo che loro, forti dell'ennesima esperienza, loro non si arrenderanno e rilanceranno, perché per loro non riuscire a primeggiare nello sport, nel calcio, è una sconfitta. Loro sono leader nelle loro attività imprenditoriali e quindi vivono come una sconfitta questo non essere leader nello sport. Però è anche vero che hanno dovuto pagare lo scotto di situazioni totalmente diverse da quelle che la loro routine giornaliera. Il calcio non è imprenditoria, il calcio non è vendere una macchina piuttosto che costruire un ponte o attaccare una lampadina, quindi il calcio ha delle sfaccettature che solo chi sa di calcio riesce a capirle, no? Quindi io immagino che loro l'anno prossimo riproveranno per l'ennesima volta a far zittire tutti quelli che a oggi li deridono, anche se è difficile, no? Perché dall'altra parte c'è un altro progetto importante, l'FC Messina è partito
in sordina, però hanno costruito un organico importante, non hanno smantellato, malgrado hanno vissuto una parte del campionato non esaltante, e hanno semplicemente cambiato allenatore, si sono compattati e alla fine i risultati dicono che attualmente sono la prima forza di Messina, ecco. Mister Pensabene, dall'interno che sensazioni ha sul futuro prossimo della CR Messina? Guarda, io ho avuto modo di conoscere la proprietà in questo mese, devo dirti la verità, poi il direttore ne sa più di me perché ha già avuto un percorso con la CR Messina. Quando si trova un presidente con grande potenzialità come Sciotto, che da 2 o 3 anni investe tanti soldini, l'ho già detto in precedenza con altri giornalisti di Messina, io penso che uno cerca di tenerselo stretto. È normale che in questi 3 anni il presidente ha speso tantissimo, perché quest'anno hanno speso non so quanto, con tanti grandi ingaggi, hanno fatto 3-4, hanno rifatto di nuovo la squadra. Purtroppo tutto sta a chi con quale operatori di mercato hanno lavorato, perché non voglio colpevolizzare chi ha fatto il mercato della squadra. È normale che purtroppo i risultati non sono stati questi, si è sbagliato, però il presidente è stato una persona che farebbe forse follie pur di raggiungere degli obiettivi, come diceva il direttore Castorina. Io ho avuto modo di conoscerlo questo mese e devo dire che è un presidente ferito, un presidente che esce tanti soldi, dopodiché ha preso semplicemente umiliazioni. Non è facile, però come in cuor suo secondo me c'è tanta voglia di rivalsa, quindi non so quale sarà il suo itinerario, perché in questo momento la sua azienda, come tutto il paese, un paese che nell'economia è in ginocchio in questo momento, quindi penso che in questo momento il presidente sta pensando un po' alle sue aziende, però sempre uno sguardo verso la CR ce l'ha sempre pronto. Io penso che lui, ho la sensazione che è un po' sfiduciato, perché in questi 3 anni tante persone hanno cercato di aiutarlo e non si è raggiunto l'obiettivo. Non c'è stata continuità di progetto, come ha detto il direttore, è importantissimo, perché quando cominci con un progetto non puoi dopo 2 o 3 mesi smontare e cambiare, sono gravissimi errori che si fanno. O dai continuità e dai fiducia a chi hai scelto, gli operatori di mercato, staff, quindi ripartire già con una base solida, come diceva il direttore, è fondamentale e di grande importanza. E siccome vi dico che il prossimo anno sarà molto dura, perché suppongo che ci saranno notevoli società in notevole difficoltà, non credo che ci siano tanti presidenti con grande disponibilità, perché molti vivono sugli sponsor e non lo so chi ti può dare tanto sponsor con la crisi che c'è in questo momento nel paese. Quindi io spero che il presidente ci ripensa, può ritentare, riprovarci per orgoglio suo personale, per dare una risposta a una città che non crede più nella sua gestione, perché di questo si tratta. Quindi questa è un po' l'analisi di quello che ho visto in un mese, che mi dà conferma il direttore, che ha avuto modo di conoscerlo, di conoscere la società. Un peccato perché ci sono grandi potenzialità nella famiglia Show. Chiaro. Volevo salutare intanto Giampaolo Montineri che vi saluta tutti e poi, partendo dal commento di Nunzio Calogero di G del Marina di Ragusa, chiedere a Mister Boncore una cosa. Il direttore Calogero ci scrive che a parer suo la qualità della rosa della CR Messina è inferiore a poche squadre del girone, forse soltanto a Palermo e Savoia. Mister, tu che ne pensi? Io l'ho incontrata sia all'andata che al ritorno, e individualmente, preso singolarmente, sono gente che è navigata, però ripeto, il calcio non è una scienza, ce lo insegnano mister qua, pensa bene, ce lo insegna, ci dice pure che devono funzionare tante componenti per tu fare il risultato, e penso che solo vivendo certe situazioni capisci realmente perché non vengono i risultati, bisogna vivere.
Mister, il direttore Castellina faceva accenno all'FC Messina. Questo è un progetto che diciamo sta convincendo un po' tutti, cioè si mostra solido, si mostra comunque compatto, si mostra ambizioso. Tu che ne pensi, Mister Boncore? Sì, guarda, è iniziato un progetto. In questo progetto inizialmente c'era il mister Costantino, dove hanno fatto una scelta intelligente quando non venivano risultati di prendere una soluzione interna. Hanno preso questa soluzione interna e poi sono venuti fuori i risultati. Però con la squadra che c'ha l'FC Messina era giusto che il campo poi alla fine, alla lunga, il lavoro fatto veniva fuori. Questo. Direttore Castellina, per chiudere la parentesi Messina, secondo te l'FC è il futuro della città? Questa è una domanda alla quale non so dare risposta. In ogni caso ritengo che 2 squadre a Messina siano troppe. Sicuramente non ci sarà neanche la possibilità di andare a discutere eventuali fusioni, quindi io ritengo che una delle due purtroppo sia di troppo, e lì poi bisognerà capire quale progetto sarà più funzionale alla città e quale progetto sarà identificato dalla città e dalla tifoseria. Purtroppo spesso i risultati fanno da padrone, quindi io immagino che a oggi il progetto FC è quello che potrebbe avere una futurabilità maggiore, anche se la CR in senso stretto ricorda vecchi fasti nel tempo. È una domanda particolare alla quale la risposta è altrettanto complicata. Io ritengo che una squadra sia più che sufficiente ed è giusto che concentri il bacino d'utenza sotto un'unica bandiera, se no sono queste guerre dei poveri non servono a niente e nessuno. Chiaro. Intanto tanti protagonisti del calcio, soprattutto però di eccellenza, ed oggi tanti tifosi ce lo chiedono, si parla tanto di una serie D tutta siciliana. Partendo da direttore Castorina, cosa ne pensi di questa ipotesi? Che comunque, ricordiamo, è un'ipotesi nata dagli addetti ai lavori, non comunque dalla federazione, dalla LND, è proprio nata dalle squadre siciliane. Allora, dobbiamo capire se deve essere una Serie D siciliana per un discorso di costi o per un discorso dal punto di vista tecnico. Se è un discorso di costi ha un senso, però da un'altra parte si rischia di rimanere sempre più emarginati dal calcio che conta. Diventerebbe un campionato, tra virgolette, di quartiere, e quindi la visibilità sarebbe ancora più ridotta, perché come detto prima noi squadre 3 Pro purtroppo ne abbiamo pochissime, perché la realtà economica sicula è quella che è. In più facciamo un girone tutto siciliano, e quindi la visibilità dei giocatori e dei tecnici e di tutto l'indotto ne risentirebbe. Poi sai, se dovesse succedere così, si farà di necessità virtù e si accetteranno le scelte di chi le farà. Io sono contrario, perché Mister, pensa bene? Ma io confermo, mi sembra giusto, perderemmo di visibilità. Magari aggiungerei le Calabrese, perché diventerebbe un campionato anomalo, cioè superare lo stretto è fondamentale per la visibilità, per giovani, quindi non lo condivido solo di siciliani. Aggiungerei le Calabrese, ecco, questo magari sì, per dare l'opportunità a tante squadre di accedere in un campionato semi-pro come la Serie D. Questo è il mio pensiero. Chiaro. Per finire, Mister Boncore? Io come mi associo a quello detto dal mister e al direttore, visto il momento agevolerebbe molto le società, però non è detto anche che
si nasconderebbero tante anche cose che succedono nei nostri ambienti, diciamo. E quindi a livello professionale spero che non succeda una cosa del genere. Però, vi ripeto, la cosa più importante di tutti, al di là di tutto, è che ci siano società abbastanza solide, che possono permettersi di fare la Serie D. Poi che si va fuori lo stretto per avere maggior visibilità, siamo tutti d'accordo. Però in primis bisogna avere società solide che garantiscono determinate cose, e spero che ci siano tante riforme in questo. Riforme del tipo, la prima riforma che faresti, mister? Io la prima riforma che farei è assolutamente il ritardo degli stipendi, perché molta gente campa di calcio in questo e tutti ci nascondiamo in questo, ma la verità è che soprattutto in Serie D, dove ci sono 5-6 allenamenti, la gente, in primis io, viviamo di calcio, e quindi è giusto che bisogna essere garantiti, ma non soltanto perché dopo 2 mesi, 3 mesi arrivano gli stipendi, 3 mesi, 4 mesi dalla Lega perché ci sia il contratto, ma anche nei ritardi degli stipendi. In questo senso bisogna essere garantiti anche in questo. Se no la Serie D non la fare, ti fai l'eccellenza in un campionato regionale come i 2 gironi, come lo è in Sardegna, che ho fatto per 2 anni il campionato di eccellenza in Sardegna. C'è un unico girone, ci sono bassi costi, si accinge proprio nella regione Sardegna con in più qualche straniero da fuori che viene, però si abbattono molti costi. Però un campionato di Serie D, a mio onesto parere, va affrontato con solidità alle spalle, se no non lo affrontare. Questo. No, ma sono completamente d'accordo, perché quando leggevo tanti addetti ai lavori parlare di una Serie D siciliana perché abbatti i costi, quello che penso io nel mio piccolo e nel mio seguire tanto il calcio dilettanti, che se tu hai la forza per fare l'eccellenza, fai l'eccellenza. Se invece hai un po' di forza in più, e allora ti vai a confrontare a livello nazionale. Sbaglio, mister, pensa bene? Giustissimo. Il problema economico è una cosa alquanto difficile, perché io sfido chiunque, qua c'è qualche tecnico che mi può dare conferma. Quando vai a allenare in certe squadre, nel frattempo arrivi e ci sono giocatori che devono percepire 3 stipendi. Farli lavorare si fa fatica. Si fa tanta fatica, perché tu non vai sul campo e devi combattere con il pensiero dei calciatori che non hanno preso soldi, che non hanno rimborsi, che non hanno i soldi della benzina. Ragazzi, si fa fatica, tanta fatica, quindi se vuoi fare il dilettante, uno fa il dilettante, non prendi soldi, lo fai come lavoro, come fanno al nord, ci si vede la sera, io dico, uso un termine, casacche e partitelle, ci divertiamo. Ma se tu vuoi fare la Serie D, dove fai 6 allenamenti, come ha detto Davide Bonocoro, dove tu devi andare a tirare il massimo ai giocatori durante l'allenamento, la concentrazione, la voglia di fare qualcosa, e il loro pensiero è solo all'aspetto economico o di finire l'allenamento per andare a parlare con il presidente per avere i soldi o quello che sia. Ragazzi, è dura per noi lavorare, portare poi idee in campo, quindi i giocatori devono avere quella piccola tranquillità dove quelle piccole aspettanze gli vengono riconosciute, e quindi chi non è pronto di poter far calcio, di poter garantire, si faccia da parte e lascia spazio agli altri. Tanto, mister, pensa bene, noi Questo abbiamo poco... Chiaro, sei stato chiarissimo, mister. Dicevo poco fa, noi quando tu non eri ancora collegato abbiamo parlato di Acireale. Adesso ci scrivono che l'unico progetto vincente del calcio siciliano ad oggi è l'Acireale. Magari l'unico no, però mister, ti convince il progetto Acese? Guarda, io ho avuto la fortuna di giocare anche a Acireale e ho dei ricordi stupendi, bellissimi. Parliamo di una città importante dove ha fatto categoria importante. Non lo so, negli ultimi 2 o 3 anni stanno cercando di risollevarsi, però purtroppo siamo sempre lì. Le pendenze, le vertenze hanno quest'anno penalizzato questa squadra che ha fatto un grande campionato, perché la Cireale quest'anno ha fatto veramente bene, come l'ha fatto il Troina dell'amico mio Davide, quindi veramente c'è da apprezzarlo. Dico, speriamo che poi le persone che sono al primo ONU possano garantire continuità, perché se no siamo sempre lì, si ricomincia, si vivacchia,
ricomincia con, si trova uno sponsor, partiamo e scriviamo la squadra, poi vediamo cosa succede. E quindi questa non è programmazione. Per programmare bisogna programmare, avere le carte in regola, avere il budget giusto per poter dire io devo fare un campionato per questi costi e per questi obiettivi. E quindi questo, diciamo, un po', secondo me, è la mia linea sotto certi aspetti, perché dico, parliamo sempre di grandi piazze come mi parlavi tu di Modica, di Vittoria, di Acireale, io ti potrei parlare anche dell'Agragas, che parliamo di un'altra città che quest'anno hanno fatto un buon progetto, una buona squadra, hanno programmato, però purtroppo si ritrovano magari a raccogliere poco, non so per quali motivi, quindi ci sono delle città e delle squadre che meriterebbero, diciamo, categorie superiori. Chiaro. A proposito di Mister Boncore che hai nominato per il suo lavoro a Troina, ambivi a raggiungerlo magari, visto che lui era nella posizione playoff col tuo Messina? Non ho capito la domanda, perdonami. No, dicevo, parlavi del lavoro di Mister Boncore a Troina. Ripeti la domanda? Sì. Dicevo, parlavi di Mister Boncore a Troina, allora, lui era nella Davide, Davide si sta dimostrando un grande tecnico. Io ho avuto il piacere, se non erro, di allenarlo. Dico bene, Davide, rispondimi. Sì, a Trapani, se non erro, l'ho avuto alle mie dipendenze. Se non mi sbaglio, l'ho fatto anche esordire in C2. Dico bene o no? Sì, ma il suo carattere, il suo temperamento, la sua voglia la sta dimostrando, la sta dimostrando in questo campionato, perché lui è un bel martellino, ha tanta voglia e la trasmette, quindi i fatti sono questi, sta facendo molto bene, gli auguro di un bel percorso perché lo merita, perché abbiamo avuto modo anche di incontrarci in qualche autogrill e ho visto in lui tantissima voglia, però ha tanta voglia anche di migliorarsi, di crescere, perché parlando tra noi tecnici, oggi la nostra crescita è il confronto quotidiano tra di noi, confrontandosi diventa una crescita per l'allenatore, per tutti noi, e infatti in questo periodo, come tu vedi attraverso video, ci sono dei confronti importanti e io suggerisco sempre più ne fai meglio è per il tuo percorso di allenatore, quindi devo dire la verità, ha fatto veramente bene. Ora il problema suo è ripetersi ancora. È vero, Davide? Sì, certo, mister. Però per quanto riguarda... nel senso buono. Sì, mister, lo so. Però, per esempio, l'anno scorso ho fatto bene a Troina, mister, come lei ben sa. E sappiamo che sono dovuto emigrare in Sardegna. Ci siamo? Perché sì, penso che la meritocrazia viene molto meno in questo lavoro. Anche perché se il mister pensa bene è fuori, non perché magari il mister pensa bene è un uomo di campo, è un maestro che io ho avuto modo di conoscere. Confrontarsi con il mister pensa bene è una crescita continua. E questo, oltre al mister pensa bene, ce n'è tanti allenatori di questo genere. E adesso, dove il calcio vive di poca lucidità economicamente, molti allenatori sponsorizzati di sponsor e tutto, ora come ora, secondo me sopravvale ancora questo. E allora, prima di pensare a un campionato di tutta Serie D sicula, pensare più alla società, alle riforme, che è la cosa più importante. E anche i presidenti stessi, quando vanno a cingere nelle squadre, danno in mano una squadra a un tecnico, guardate il curriculum, guardate il mister pensa bene da fuori, guardate il curriculum di mister pensa bene cosa ha fatto negli anni, guardate, e poi valutate bene, perché non è bello prendere un mister sponsorizzato e poi credibilità nel gruppo zero dopo un mese. È quello che mi è successo a me l'anno scorso. Ho dato tutto me stesso per il Troina ed ero andato in Sardegna, dove c'era una società che io appena ho fiducia alle spalle do tutto me stesso in questo e mi sento forte nel mio lavoro, perché sto facendo un percorso di crescita negli anni e spero che mi vada bene in questo percorso di crescita. Ma al di là dei risultati, questo, sono tornato a Troina perché è ritornata la fiducia, è cambiata la società, sono cambiati altri personaggi, altre cose. Questo è successo, questo e dico questo, rimprovero questo io nell'ambiente, in questo senso, Vittorio.
Chiaro. Volevo tornare al direttore Gassolina per chiedergli due cose. Io Visto che... rispondi pure, mister. no, dai la parola al direttore, che significa? Che c'entra? No, Vai. no, mister, Dai, poi no, ma mister, completi, no, stava io completando il discorso. allora gli faccio una domanda al direttore, gli dico, direttore, quando tu scegli un allenatore, su quale base lo scegli? Dico perché lui è un direttore, quindi fa una scelta sull'allenatore. Io volevo fare una piccola premessa in funzione di quello che ha detto Davide, della meritocrazia. Oggi si fa fatica, si parla di curriculum. Io ho vinto 3 campionati di Serie D, non 1, 3 ne ho vinti. Lo so. Però sono stato sempre in silenzio, a me non mi piace apparire, parlare, potevo andare a TGS, mi hanno chiesto, c'è 3 campionati di Serie D, una Coppa Italia di Serie D, ho allenato anche C1, ho preso anche gli esoneri, perché gli esoneri si prendono, ma come non si prendono? Ho fatto le mie dimissioni e dico, ma questa è una scelta, che prendere l'esonero non significa che io quest'anno ho preso un esonero e non sono bravo, l'anno dopo vado in una società, vinco il campionato, sono diventato bravo. Come si spiega questo? L'anno scorso non ero buono, quest'anno sono bravo. Il problema nostro dell'allenatore, della propria competenza, parlando con Davide, il problema è quando l'allenatore entra in uno spogliatoio, il problema suo è quando deve spiegare la sua competenza tecnica. Quella già è la base, cioè, di input di ingresso, perché oggi i calciatori, Davide, tu lo sai, che i calciatori ci guardano, ci osservano, la prima cosa è dare un giudizio sulla competenza. Quindi l'allenatore ha la sua competenza tecnica e poi c'è l'aspetto gestionale del gruppo, come gestisce il gruppo, perché la gestione del gruppo è fondamentale, ma fondamentale perché se sei autorevole, se sei autoritario, non sai mai qual è, i gruppi sono sempre diversi. Io ho avuto gruppi che se magari davo forte andavano più, se gruppi che se davi una voce in più allora si sminuivano. Quindi la capacità nostra di gestire lo spogliatoio diventa anche fondamentale. Questo diciamo un po' quello che si racchiude nel tecnico. Alle volte noi tecnici siamo anche scomodi per le società, per i procuratori, perché è normale che oggi i procuratori devono portare i propri calciatori e magari l'allenatore non è scomodo perché non vuole certi giocatori e quindi tu rimani fermo a guardare e magari arrivano altri che si possono assecondare. Quindi il calcio lo muovono i signori procuratori a tutti i livelli. Se fai parte di Carri, e allora può darsi che lavori. Se non fai parte non fai parte di Carri, non lavori, nonostante tu hai competenza, nonostante hai un curriculum di tutto rispetto. Questo è lo specchio delle allodole dell'allenatore. E Davide sta facendo da 2 o 3 anni, si è fatto il suo percorso. Ogni anno è un'esperienza in più, un bagaglio in più. Alle volte io ero più impulsivo, andavo subito dritto sul calciatore. Oggi riesco a contare fino a 10, pensare, riflettere e mi gestisco meglio. Ho fatto anche io i miei errori, intendiamoci. L'esperienza, se uno non rimane a certi livelli non è colpa degli altri, il problema è anche nostro, penso. Questo era un mio pensiero. Faccio Mister, sei stato chiaro e diretto. Allora, il direttore Gassolino, intanto giro la tua domanda su come sceglie gli allenatori. Aspetta, perché mi ha scritto il dottore dell'anno scorso della Cire Messina, anche lo staff medico è importante, ricordiamoci, perché sennò mi rimprovera. Mi ha appena scritto, anche lo staff medico è fondamentale. Dottore Mento, l'ho detto. Chiaro, direttore, ti stavo dicendo, intanto ti giro la domanda di Mister Pensabene su come scegli l'allenatore e poi volevo che ti ricollegassi anche alla meritocrazia, perché vale anche per i direttori sportivi, e volevo sottolineare che non tutti in Sicilia, tutti quelli che si fanno chiamare direttori sportivi, sono direttori sportivi, e lo chiedo a uno come te che è stato a Coverciano a fare il corso. Allora, quando si ha la possibilità di iniziare a lavorare, ti siedi col presidente e intanto cerchi di capire cosa vuole fare lui, se vuole prendere, se ha un progetto serio e se ha dei soldi da investire, perché poi all'inizio, sai, sono tutti un po' restii, però questo costa tanto. Allora la mia prima affermazione è: Press, o prendi un allenatore buono ora, o se no poi devi prendere 2 o 3 durante l'anno. Quindi prendiamone uno buono adesso, poi l'allenatore lo scegli tu in base al progetto tecnico che devi andare a gestire. Io ho dei rapporti
eccezionali con Piero Infantino e con qualche altro allenatore, ma non vuol dire che Piero sarà il mio allenatore per tutta la vita. Nel momento in cui si presenta un progetto, si cerca di capire quale allenatore può fare bene per quella squadra, alla causa, come diceva il mister Pensa Bene prima. Bisogna capire che tipologia di squadra vuoi fare, se hai bisogno di un allenatore autorevole, un allenatore autoritario, se hai un gruppo debole, hai bisogno di un allenatore con grinta, se hai un gruppo un po' più carismatico, hai bisogno di un gestore. Quindi la scelta dell'allenatore è fondamentale. Per quanto mi riguarda, io difficilmente mi faccio convincere sul fatto di prendere allenatori che abbiano il cofano aperto e che possano portare risorse, perché poi quelle risorse che si portano in dote le paghi più avanti, perché probabilmente anche dal punto di vista della gestione dello spogliatoio vai in difficoltà, perché diciamolo chiaramente, nel calcio purtroppo tutti sappiamo tutto di tutti, e allora nel momento in cui un allenatore che ha una dote dietro si mette davanti a un gruppo di calciatori, i giocatori già lo sanno che l'allenatore è lì per un motivo ben definito, allora non daranno mai il 100%, non lo identificheranno con l'idea che possono avere di un allenatore diverso, che abbia carisma, che abbia qualità, che sia tecnicamente preparato. Quindi alla fine diciamo che poi la qualità è della persona, è dell'uomo e del tecnico, esce fuori. Allenatori che hanno la dote purtroppo poi man mano si emarginano da soli, no? Poi per quanto riguarda il discorso della meritocrazia, purtroppo il calcio e la vita, dico, sono la stessa cosa, quindi anche nella vita, anche nel giornaliero, non tutti quelli che meritano hanno riscontri di un certo modo, però immaginiamo che alla lunga la qualità della persona venga fuori, e che comunque i presidenti, i direttori generali si accorgano che certi ruoli, il tecnico, il direttore sportivo, sono fondamentali, non possono essere ruoli improvvisati, perché il direttore sportivo inizia a lavorare i primi di giugno e finisce fine giugno, perché deve prima sistemare i conti precedenti, poi fa la squadra, poi deve sistemare i 2 o 3 stipendi che rimangono sempre fuori alla fine della stagione. L'allenatore, la stessa cosa, l'allenatore in queste categorie ha un ruolo fondamentale, perché la gestione di alcuni spogliatoi dove spesso c'è qualche ritardo non è facilissima. Poi per quanto riguarda il discorso direttori sportivi abilitati e non abilitati, non sta a me dire prendete chi è abilitato o viceversa. Certo, ci sono delle competenze, ci sono i direttori sportivi abilitati, hanno studiato per esserlo, gli allenatori abilitati e preparati hanno studiato per esserlo, probabilmente hanno qualcosina in più, ma poi è così. Bisogna capire di cosa ci si vuole ubriacare, se ti vuoi ubriacare di acqua fresca o ti vuoi ubriacare di champagne, no? Questo, poi il calcio è tutto e il contrario di tutto, ed è anche bello da questo punto di vista. Io quest'anno sono stato alla finestra, probabilmente negli ultimi anni non sono stato così bravo da meritare un incarico a inizio stagione, poi durante l'anno ho ricevuto qualche chiamata e ho preferito non accettare, perché in corsa l'allenatore ancora in corsa può gestire, può mettere del suo dal punto di vista tattico, dal punto di vista motivazionale. Il direttore invece in corsa, soprattutto a mercato chiuso, si prende soltanto le magagne passate e si ricarica addosso e ti rimangono sul groppone. Quindi questo è il mio pensiero.
Chiaro, chiaro. Allora, non si sente perché non lo sentiamo, ma siamo online in diretta già da 1 ora e 5 minuti. Allora, volevo fare l'ultimo giro di domande e volevo parlare di questa regola di cui si parla tanto oggi, degli under. Mister Boncore, tu cosa ne pensi? Lo chiedo a tutti questo. Bisogna riformularla questa regola o va bene così? O bisogna toglierla addirittura? Per me bisogna aggiungerli gli under, perché se la situazione è questa nel calcio, per me fai tutte squadre giovani e il resto tutti a lavorare, anche perché è questo, la penso così, mettiamo più under possibili, così la scelta si fa solo negli under e andiamo tutti a lavorare in questo senso. Ma dai, ma quando mai ci sono ragazzi a 17 anni, a 18 anni che giocano in Serie A, giocano in Serie B e dimostrano tutto il loro valore. Io ho 2 anni che gioco con 8 under in campo, 8 undicesimi, 8 under, e questa per me non è un problema, giocare con gli under o giocare con i grandi. Questo per me non fa nessuna differenza. I commenti che arrivano da Troina lo sottolineano, ne ho evidenziato adesso uno di Totuccio Lombardo che ti fa i complimenti. Mister Pensabene, invece, che ne pensi della regola degli under, dal lato della tua esperienza? Ma mi viene da ridere perché Davide, secondo me, si prenderà tutte le parolacce da tutti i giocatori grandi per la sua idea, scherzando. Però non è male, cioè dare l'opportunità di far crescere i giovani, questo secondo me, diciamo, siamo su questa linea d'onda. Oggi tanti ci lamentiamo che magari spesse volte arrivano under non preparati per affrontare il campionato di categoria perché hanno delle carenze tecniche, carenze tattiche, quindi poi ci sono dei tempi per farli crescere, non è facile, perché in questa categoria gli under oggi ti danno, domani ti tolgono, ti fanno un po' la differenza, perché under bravi ti danno l'opportunità già di avere under meno bravi che devono crescere, quindi poi significa che paghi i risultati. Però se da aumentarli non sarebbe male l'idea, vuoi perché abbassi anche i costi per le società che hanno difficoltà, vuoi perché tanti giocatori scendono di categoria per andare a prendere più soldi, ma una volta scendono di categoria non hanno tanta voglia di lavorare, che loro scendono di categoria tanto un pochettino per andare a prendere soldi e basta. Mi dispiace, è un mio pensiero, non sono tutti, che sia chiaro, perché ho avuto anche opportunità di vedere giocatori professionisti che scendono nella categoria e portare la loro esperienza, il loro carisma, la loro cultura del lavoro, e ne ho incontrati tanti di questi giocatori. È un piacere lavorare con queste persone, però ci sono tanti alle volte che vengono, scendono di categoria, non hanno tanto voglia di lavorare e lo fanno assolutamente solo per soldi. Mister Boncore, volevi dire qualcosa? Sì, per quanto riguarda poco fa il mio sfogo, volevo precisare una cosa. Attualmente viviamo questa situazione, giusto? Dove a febbraio si è interrotto il campionato, giusto? In Serie D, io volevo fare questa domanda al mister Pensabene, al direttore Castorina. In Serie D, tutti questi over, da marzo a giugno, devono percepire non il rimborso spese di 600 euro del governo, hanno un contratto che ancora è il punto interrogativo se è valido o non è valido. Per questo è stato il mio sfogo anche sugli under, ok? Almeno fai una scelta definitiva, o rimango in Lega Pro e non scengo di categoria, questo. Fai una scelta precisa, dove ci sono società solide tipo Palermo che garantisce tutti gli stipendi fino a luglio, fino a giugno, fino al contratto, ok? Invece il resto non è una situazione Troina, perché è un budget limitato con i giovani, quindi secondo me Troina è un esempio anche da prendere, perché lavori con i giovani, in questo senso, per questo parlo io, Vittorio, solo per questo, certo, non per discriminare l'over o non l'over, però sono padre di famiglia, ho 2 bambini e so che significa in questo momento non percepire lo stipendio da qua a giugno, o prendere le 600 euro solamente del governo. Questo è chiaro, è chiaro. Facciamo rispondere il direttore Castorina, che tra l'altro si deve ancora esprimere su questa regola degli under. Vada, direttore. Io sono del parere che i giocatori che se sono validi
giocano comunque, o abbiano 18 anni o ne abbiano 30, quindi la regola sicuramente va riformulata anche per fare in modo che questa mercanzia degli under venga, diciamo, non tolta, però rimodulata. Ci sono dei ragazzi che dopo aver fatto 2 o 3 anni importanti da under in D scompaiono, devono ripartire dalla prima categoria, cioè sono come se fossero dei fazzoletti usa e getti, e non è giusto, perché al di là della qualità del giocatore, che comunque in quegli anni migliora, e c'è anche una questione di rapporti umani. Quindi io credo che comunque bisogna che questa regola venga riformulata, anche perché è giusto che i costi delle società si possano abbassare, e soprattutto perché non ci sia la possibilità che qualche giocatore vecchietto venga, tra virgolette, a svernare tra i dilettanti. Io tra i giocatori che ho avuto alle mie dipendenze negli ultimi anni, devo dire che ho avuto dei professionisti esemplari che hanno sudato il loro rimborso spese ed hanno insegnato tantissimo agli under, che a volte proprio perché devono giocare si impegnano meno o danno meno di quello che potrebbero dare. Però è anche vero che la rimodulazione di questa riformula sarebbe necessaria. Davide gioca con 8 under perché, e spesso gli over li mette in panchina perché vuol dire che vede nei ragazzi che mette in campo qualcosa in più rispetto ai grandi, la fame di arrivare, la voglia di vincere, la voglia di diventare professionisti, cosa che in qualche giocatore un po' più affermato manca. Però il giusto mix sarebbe perfetto, così da ridurre un po' i costi per le società e quindi non farle svenare troppo, e creare, diciamo, una formula, ribadisco, equilibrata. Sei stato chiaro. Poi lo sfogo di Davide è chiaro, è lampante, è lo sfogo di una persona, ma anche il mister pensa bene col suo passato alle spalle. Sono sfoghi di persone che mister pensa bene da allenatore navigato, è allenatore che ama il suo lavoro, si vede defraudato di essere ancora protagonista in categorie che gli appartengono. Davide perché è rampa di lancio e quindi in cuor suo cerca di capire come mai alcune opportunità arrivano per altri e per lui ancora non sono arrivati. Direttore, ti racconto un aneddoto. Quest'estate, Davide, fammi completare. Sì. Io sono stato a Coverciano, ho fatto il corso da direttore sportivo è durato 4 mesi, no? E ogni volta che andavo mi accorgevo sempre di più di quanto ero lontano da tutto e da tutti, ma non lontano dal punto di vista chilometrico, anche dal punto di vista fisico. Cioè noi abbiamo una lontananza dal calcio che conta, dai cosiddetti carri che diceva mister pensa bene, che non abbiamo idea. Cioè, ci sono delle cose che uno potrebbe raccontare, ma è meglio non dire. Non si può capire noi quanti anni luce siamo lontani rispetto al calcio che conta, e chi realmente ha la fame, la voglia di fare, perché nel siciliano c'è insita la cultura del lavoro, la voglia di primeggiare, di essere protagonista. Però a volte se qualcuno non ci dà l'opportunità o non ci leghiamo a quello o a quell'altro, purtroppo siamo così e chiacchieriamo, siamo amici per la pelle, ma saremo sempre qui in questo nostro calcio idealizzato. Esatto. Mister Bancore, volevi dire qualcosa? Chiudiamo No, a posto.
Pensavo a un aneddoto successo quest'estate, dove io dopo Troina mi ha chiamato il Foggia, Ninni Corda. Ho preso il pullman, ho fatto 10 ore di pullman da Palermo, sono stato 2 giorni a Foggia col direttore e tutto. Rientro e tutto. Lo sapete come è andato a finire? Che in panchina si è seduto un certo Agatino Mancini. Amantino, sì. Fresco di patentino, dove la chiamata di Foggia non è stata perché io conoscevo a quello o non conoscevo a quello. Nini Corda, allenatore attuale del Foggia, è sardo, se non sbaglio. Sì, mi conosceva ai tempi della Torres, che io ho fatto il secondo in Lega Pro, ho 10 anni che alleno, ho fatto tutte le categorie fino alla Lega Pro. Mi conosceva ai tempi della Torres, ha visto il campionato che avevo fatto, però poi gira e rigira, subentrato un'altra situazione. Questo per farti capire come le situazioni passano. Chiaro. Allora, per salutarti, mister Boncore, ti salutiamo con una domanda. Da palermitano, chissà, magari in Serie C la panchina del Palermo, ti piacerebbe? A chi non piacerebbe la panchina del Palermo, però sono più realistico io attualmente. Ci stai pensando? Ci stai pensando? No, ci stai pensando? No, direttore, no, assolutamente non c'è assolutamente da pensare. Guarda, per quanto riguarda l'anno scorso, dopo aver fatto il campionato del Troina, Palermo non era nei miei pensieri completamente, ok? Ci siamo? Pensavo io prendevano più al mister Bucalo, mister pensa bene, Palermitani Doc, con suo passato, un gente di personalità in questo genere. Quest'anno mi sono riconfermato, siamo in attesa, vediamo. Prima devo chiudere con Troina, devo parlare con Troina, prospettare le prospettive di Troina, andarmi a sedere con i dirigenti e vedere da farsi. E poi si valuta il futuro. Questo. Chiaro. Allora, mister, grazie per essere stato con noi, ti faccio i complimenti per il tuo lavoro, ci sentiamo presto, Vittorio. grazie. Ciao a tutti, ciao mister, ciao direttore, ciao mister. Ciao. Allora, mister pensa bene, a te ti saluto con un'altra domanda, perché c'è la domanda personale per tutti. A te ti chiedo dove ti vedi la prossima stagione. Ma che dirti, non lo so, ti direi una bugia. Il calcio sta attraversando questa grande crisi. Il prossimo anno penso che sarà un po' dura per tutti, sia noi come tecnici, sia come le società, che non si sa se il campionato riparte in questo momento, quindi le programmazioni, i budget delle società, che è normale che nel momento in cui una società decide di fare un campionato, nella scelta degli allenatori c'è anche un budget da decidere, e quindi non lo sappiamo, ti direi una bugia in questo momento. E quindi l'importante è che il calcio riparte. Se riparte il calcio significa che abbiamo superato questo momento difficile, e quindi penso che questa è la prima cosa più importante. Prima del calcio veniva la salute, oggi diciamo siamo nella seconda fase, quindi è giusto pensare a quello che è accaduto nel paese e che cosa accadrà. Poi vediamo, il calcio per me dopo è una seconda ipotesi. Chiaro, grazie mille mister per essere stato con noi, ci aggiorniamo presto. Ok, grazie, salve direttore, arrivederci. Ciao mister. Ciao mister. Allora direttore, chiudiamo con te. So che comunque dopo un anno di stop, dopo avventure in cui avevi fatto benissimo, ricordiamo la CR Messina di Modico, ricordiamo anche a Cireale stesso, ne parlavamo poco fa, mordi il freno per ritornare in campo l'anno prossimo. Io dopo quest'anno un anno di fermo, sai, ti fa riflettere, ti fa fare autocritica sulle situazioni. Probabilmente tu pensi che possa essere anche colpa tua, no? Se non hai trovato squadra, può essere che sei una persona troppo schietta, una persona che può dare fastidio, o non sei tanto preparato, non lo so, ti fai 1000 domande. Però io ritengo che qualora ci sia la possibilità di lavorare, no, quest'anno ti è servito perché ti dà una maturità maggiore, ti fa vedere le cose con un'ottica diversa. Io non sono qui a dire no, perché aspetto il progetto piuttosto che quell'altro, sai, quelle frasi fatte che spesso si dicono. Bisogna semplicemente
trovare la persona giusta e che abbia quella fiducia e l'empatia necessaria nei tuoi confronti e che ti metta in mano una realtà e la futuribilità di lavorare un anno intero. Quindi, e poi da lì tu, se sei bravo, poi ti batto le mani, se sei un asino, poi metti di nuovo da parte e aspetti che ci siano altre opportunità qualora ce ne dovessero essere. Quindi vivo questa, tra virgolette, disoccupazione in maniera tranquilla, perché capita a tutti. Speriamo che ci siano le condizioni per poter tornare a lavorare. Diversamente non dovesse essere così, continuerò a fare quello che ho sempre fatto, mi aggiorno quando guardo le partite, faccio qualche relazione per qualche amico direttore sportivo che mi chiede nei professionisti, e lasciamo il calcio agli altri, a quelli che dimostrano di meritarlo. Se lavorano vuol dire che lo meritano, no, Vittorio? Ma no, direttore, sono sicuro che l'anno prossimo sarai ai nastri di partenza con la tua competenza e con la tua certificazione. Allora, direttore, grazie per essere stato con noi, ci aggiorniamo presto, Grazie, ti abbraccio. Vittorio, un abbraccio, arrivederci a tutti, ciao. Ciao direttore. E allora ragazzi, è giunto al termine, abbiamo sforato anche rispetto all'orario che avevamo pensato, perché è stato bello parlare con i nostri ospiti, è stato bello stare qui insieme a voi. Ragazzi, vi rinnovo i nostri appuntamenti, lunedì torniamo in diretta su Instagram, quindi per chi non lo facesse seguite il nostro canale Instagram, perché lunedì avremo un grande attaccante, però non vi posso svelare di più, ragazzi. Quindi ci vediamo lunedì su Instagram, mentre l'appuntamento qui su Facebook torna sabato prossimo con il nostro salottino Gol Sicilia. Ragazzi, ci saranno altri ospiti di eccezione, ci saranno stavolta anche alcuni giocatori. Ragazzi, non vi anticipo nulla, ci vediamo lunedì con Instagram e poi sabato prossimo ancora con il salottino Gol Sicilia. Non vi scordate anche le notizie giorno per giorno sul nostro sito golsicilia.it. Ciao ragazzi, grazie a tutti.